Ragazzi, ciao, oggi è giornata di recensioni, come vedete sono rimasto vestito così dall'ultima recensione, siamo sempre qua nel mio angolo di oggi, ma cambiamo prospettiva, ok? Perché ora andiamo a parlare dei miei pantaloni, ok? Allora, questi pantaloni qua li abbiamo comprati per me e per la Elena quando siamo andati in Austria. Aspetta che vado un po' più indietro, ok? Perché facendo due chiacchiere, no, col mio negozio di fiducia, chiamato così, che è Molto Abbigliamento qua di Padova, e lo trovate anche online, mi ha consigliato questa qua perché questi pantaloni che mi fa, quando sono andato anch'io in Austria, io uso sempre questi pantaloni perché tu pensi che sia estate, fa caldo, ma quando arrivi in Austria, magari non so, sulle Alpi o su Grossglockner, così, potresti trovare fresco. Quindi ti consiglio questi pantaloni che tengono l'aria, quindi sono antivento, tengono anche caldo, hanno bocche di aerazione, qua, intanto mi ammazzo, sopra le ginocchia, in più hanno anche le protezioni e sono comodissimi e leggeri, e sono comodissimi, hanno un tessuto veramente morbido che ti fanno stare veramente comodo, sia in sella dietro perché non c'è nessuna linea, ok? Ok, guardate il mio culetto, ok? Quindi state belli comodi e puoi anche usarli per andare in giro, camminarci, andare e stare anche in negozio. Nella descrizione sotto, come sempre, vi do bene bene la dicitura, il testo, il nome del pantalone e anche un link dove vederli e magari acquistarli. Sono i Juggernaut Black dell'Alpinestar, ok? Se si dice così Alpinestar. Non sono sponsorizzato dall'Alpinestar, sono anche questo frutto del mio lavoro di fotografi acquistati per me e per la Elena. Ho un prezzo che va dai 100, questi qua mi sembra che mi erano costati 140-160, poi dipende sempre forse dal negozio, dal periodo e dalle promozioni. Comunque questi pantaloni qua sono stati i pantaloni che ci hanno accompagnato dall'Austria fino ad oggi, quindi ho fatto l'Alta Via del Sale, se non hai visto il video, ting, te lo metto qua in descrizione. Siamo andati in Austria, se non avete visto tutto il nostro viaggio in Austria ve lo metto qui in descrizione sopra, ting. E anche i nostri giretti comunque sugli Dolomiti o in giro così, e sono veramente comodi. Sì, sì, non li ho ancora testati col freddo freddo, ma non ho mai avuto il bisogno neanche nel Grossglockner o quando faceva fresco freddino di mattina a Cuneo per andare all'Alta Via del Sale, non ho mai avuto il bisogno di mettermi qualcosa sotto, anzi sto quasi sempre con la cerniera aperta qui per fare reggiare, perché già di mio, se sono freddoloso nel collo, nelle gambe sudo tantissimo, io nelle gambe sudo tantissimo. L'unica pecca, non sono impermeabili, quindi se inizia a piovere bisogna fermarsi e indossare il cappaway delle gambe, perché se questi si bagnano non so dirvi come potrebbe andare a finire, perché essendo non impermeabili io me lo sono sempre messo il cappaway per essere sicuro. E ecco, molto comodi, ve lo ripeto, li potete trovare online, nella descrizione sotto, comunque ve lo metto. E sono veramente comodi. Oggi li ho usati perché sono andato a lavarli a moto, era freschetto, ho detto usiamoli, ma sto già morendo di caldo e oggi forse si arriva a 20 gradi e siamo a fine ottobre, pazzesco. Ok, ma non finisce qui. Ah, ma ce li ho sulla moto, vado a prenderli e torno. Eccomi qua. Ragazzi, questi secondo me li devo ancora testare molto bene, ok? Ma per ora mi stanno dando tantissime soddisfazioni. Allora, la soluzione per un motociclista quando va in viaggio o gira è quella, secondo me, è di non fermarsi durante le intemperie. Cioè, la cosa più noiosa che già ho capito dopo il primo viaggio e comunque è quello che se piove, se fa caldo, se fa freddo, la cosa più noiosa è fermarsi, mettersi una giacca, togliersi una giacca, mettersi l'interno, togliersi l'interno, sono sudato, cambiarsi la maglietta, piove, metto il cappaway, metto il cappaway sopra, poi nelle gambe, poi piove troppo è meglio sulle scarpe se non ho le scarpe antipioggia. La soluzione migliore è sempre avere qualcosa di sempre impermeabile. La soluzione lo sapete qual è? Gore-Tex, dalla testa ai piedi, però ha il suo prezzo. Quindi io per ora
ho cercato una soluzione che non so se li conoscete, ma la Tucano Urbano ha fatto una linea dedicata alla moto e si chiamano i pantaloni Pantamoto della Tucano. Eccoli qua, vi metto sempre il link sotto in descrizione e forse qua se riesco. Ting, ok. Questi sono veri e propri pantaloni da moto con protezioni sulle ginocchia, tessuto anti-striscio, come si chiamano, per quando se cadi ti proteggono. E in più sono impermeabili e traspiranti. Hanno un loro materiale, studiato proprio dalla Tucano, perché Tucano, cioè, sapete, cioè, è fatto apposta per proteggerci dal vento, e dalle intemperie e dalla pioggia. Fanno tantissimi prodotti che io ho sempre usato anche per la Vespa, soprattutto la copertina per le gambe, con cui mi sono trovato benissimo. Ecco, stavo per comprare quello per la moto, perché ci sta, cioè vado in negozio, mi vesto da persona civile normale, no, pantaloni normali, se piove fa freddo, c'è il Tucano copertina attaccata alla moto che mi copre, arrivo, scendo, entro in negozio. Però ho optato per i pantaloni, quindi se piove ed è brutto, parto con i pantaloni, arrivo in negozio, il negozio è mio, arrivo un attimo prima, mi cambio e sono a posto. Comunque questi sono pantaloni pazzeschi perché, vi ripeto, voi avete addosso questi, li ho provati con la pioggerellina, non ancora col diluvio. Se piove siete a posto, non penso a fermarmi perché i pantaloni mi tengono l'acqua, non sono estivi, sono per le 3 stagioni, li ho usati per farmi l'ultimo giretto sulle Dolomiti, stavo benissimo. Poi un sabato per lavoro sono andato verso Venezia, per tornare ha iniziato a piovere, non ha piovuto tanto, ma quei 3 minuti di nuvolo di Fantozzi sono venute giù tante gocce enormi, e questi pantaloni hanno tenuto benissimo. Sono veramente belli. Non hanno bocche di areazione, ok? Quindi comunque sono traspiranti. Hanno come si chiamano? Delle strap qui per stringerlo se si vuole. Si può allargare sotto per far entrare, voilà, la scarpa per entrare meglio o tenersi un po' più larghi, ok? E io mi sto trovando benissimo, vi ripeto. Sì, sì, quindi la cosa fondamentale è questa per questi pantaloni. Tu te li tieni addosso, impermeabili, antivento, e se fa veramente freddo, dentro hanno anche, come posso dire, come la giacca interna della moto, c'è la parte interna, una fodera che è riscaldante, che vi mettete sotto o che si aggancia direttamente all'interno di questi pantaloni. Io li ho staccati perché per ora si sta molto bene. A parte che se fa freddo basta mettersi anche una calzamaglia tecnica come questa, perché questi completi di magliette, sia questa che quella invernale, hanno anche la parte sotto che per ora io non ho voluto comprare. Però potrebbe essere una soluzione. Questi pantaloni per me sono fantastici per ora. Dopo un gran diluvio, quando li proverò veramente col diluvio oppure con un viaggetto così, ve ne riparlerò perché ce ne sono di tante marche, ok? Tante soluzioni, tanti prezzi. Io ho trovato questi che vanno dai 120 ai 160, ok? Nel sito ufficiale Tucano, che non sono sponsorizzato da loro, ve la vendono a 160, ma online nei negozi oppure al link anche che vi metto qua sotto in descrizione, sui 120 di diversi 120, 130, così 120 si riescono a trovare, e secondo me è un prezzo buonissimo per avere un pantalone da moto impermeabile, traspirante, antivento, che ti scalda, magari non estivo perché estivo ci vogliono comunque traforati o pantaloni un po' più freschi. Perfetto, sono contentissimo, ce l'avevo in testa da una vita, non avevo mai deciso di prendere, alla fine li ho presi. E vi ripeto, domani per esempio le testerò ancora per farmi un bel giro verso le Dolomiti con Elena. E l'ho già provato nel video che, se non è ancora uscito, quando uscirà lo trovate, come giro nelle Dolomiti, in cui ho provato tante cose come anche questa videocamera con cui mi state guardando, ok? Col microfono, ma come noterete o avete notato, non sono riuscito a fare delle buone registrazioni, devo capire come gestirla meglio. La soluzione c'è, la GoPro, ma siccome non sono sponsorizzato neanche dalla GoPro e non mi danno niente nessuno, andare a spendere 3, 4, 500 euro per una GoPro, per ora lasciamo stare. Ok, e, ecco, Tucano Urbano, Pantamoto, bellissimi, perfetti.